Dopo i 14,7 milioni di presenze del 2024, dati Istat, la stagione 2025 sul Garda si conferma solida e internazionale, con soggiorni più lunghi, distribuita su un arco temporale più ampio, con una spesa turistica in crescita e una presenza estera molto forte. Alberghi, affitti turistici e campeggi mostrano un andamento stabile o in aumento. Germania, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Danimarca sono le nazionalità maggiormente presenti, a conferma di una destinazione matura e diversificata. È la sintesi raccontata dai dati dell'Osservatorio Turistico Verona Garda di Destination Verona Garda Foundation durante una conferenza stampa che si è tenuta a Garda, a Palazzo Carlotti, lunedì 15 dicembre. I dati principali che quest'anno è stata ovviamente una stagione non diciamo straordinaria ma molto buona, e quindi vuol dire che il lago si sta sempre mantenendo e rafforzando come meta turistica, ma l'importante anche di oggi è stato avere un confronto con tutti gli stakeholder del settore e con ovviamente i sindaci in preparazione già a chiamiamo più riunioni che faremo sul territorio, non solo con i sindaci ma anche con gli stakeholder, per presentare per il 2025, per il 2026 una situazione di promozione turistica e di collaborazione e di organizzazione di tutto il territorio, e anche sulla questione dei trasporti, dove la Fondazione, insieme con tutti, che dicevamo prima, gli operatori del settore, deve lavorare per dare il miglior servizio agli ospiti che avremo nelle nostre stagioni. Oltre ad Artelio erano presenti il direttore della DVG Luca Caputo, il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni, il sindaco di Garda Davide Bendinelli e di Faita Federcamping Nord-Est Martin Keynes. La stagione si era aperta con titoli sulla presunta emergenza overtourism. Pochi mesi dopo la narrazione si era capovolta, ne usciva un lago improvvisamente svuotato, un mercato tedesco quasi sparito e un calo drastico della spesa. L'analisi integrata di H-Benchmark, Lighthouse e Mastercard smentisce con chiarezza entrambe le letture, mostrando una destinazione equilibrata, sostenuta da una componente estera ampia e da una dinamica economica complessivamente positiva. Oggi il tema importante è quello che abbiamo voluto affrontare, il tema è intanto una metodologia che ci permette oggi di avere dati certi, condivisi, per una sensibilizzazione alla responsabilità di quello che viene comunicato, e quindi in questo, ripeto, dico ancora grazie alle categorie, a Federalberghi Garda e Faita, che ci aiutano proprio in questo percorso di responsabilità. E l'altro tema è il tema invece che esistono ormai delle stagioni nella stagione, quindi è anche vetusto ormai parlare di stagione, per cui oggi il dato va utilizzato anche per prevedere in tempo reale o per prevedere anche in previsionale quello che sta accadendo, proprio perché le dinamiche sono completamente cambiate, così come oggi vediamo che il turismo non è più quello che rimane stabile in 20 anni, in 10 anni, ma cambia ogni stagione, ogni mese. Soddisfatto dei numeri il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni, che sottolinea l'importanza di aver fatto certi numeri in un contesto internazionale instabile, definendo quello che può essere e deve essere modificato. Sicuramente dobbiamo valutare se è meglio fermarci, lavorare sulla qualità, selezionare nuovi mercati o piuttosto investire con quelli che normalmente lavoriamo, e eventualmente creare una sinergia su quello che è l'aspetto del turismo collegato alla promozione, in maniera anche di gestire degli eventuali picchi, come succede ogni tanto durante l'estate, che viene erroneamente etichettata come overtourism. Anche la neoeletta consigliera regionale Claudia Barbera, in attesa di ufficialità, assieme a diversi sindaci del territorio. Ho scelto di esserci perché è importante continuare un processo di ascolto, perché non c'è un minuto da perdere per lavorare tutti insieme per far sì che il turismo possa crescere anche e soprattutto sul lago, e possa crescere in maniera sostenibile. C'è tanto lavoro da fare con i sindaci, con le istituzioni, tra istituzioni, ma anche e soprattutto con le associazioni di categoria e con tutti gli operatori turistici, e per cui ci ho tenuto davvero a essere qui per continuare a prendere appunti su tutte le istanze da portare in regione nella nostra provincia di Verona.